Se qualcuno accetta o scambia messaggi di auguri di Natale o Capodanno, dovrà affrontare l'ira di Allah. La religione islamica è superiore rispetto a quella cristiana. Hitler veniva esaltato per la sua azione contro gli ebrei. Sono solo alcuni dei messaggi e dei temi che un quarantenne marocchino residente a Padova, in zona Stanga, diffondeva nel web. L'uomo meccanico, arrivato in Italia nel 2006, è stato espulso con decreto del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per motivi di sicurezza dello Stato. Lo straniero era monitorato da tempo dalla Digos di Padova per aver espresso più volte apprezzamenti in favore del califfato di al-Baghdadi e sostegno ai jihadisti che combattevano in Siria. Sui social network aveva condiviso video di propaganda jihadista, ma a far rabbrividire la pubblicazione, sempre in alcuni siti web, di un messaggio particolarmente violento. Quando takfir, ovvero l'apostasia, ha valenza su pensiero, le moschee si trasformano da luogo di preghiera a luoghi di esplosione. Un messaggio che ha fatto scattare l'espulsione. Il marocchino frequentava la moschea Al-Hikma di Via Turazza a Padova. Le indagini hanno mostrato una propensione alla dottrina dell'Islam radicale, mettendo in pratica anche veri e propri lavaggi del cervello, come nei confronti di una giovane residente in Lombardia, che in passato aveva tentato di indottrinare sotto la minaccia di esorcismi, invocando l'influenza di Satan. Dunque un soggetto pericoloso che nel 2018 era anche stato denunciato per maltrattamenti nei confronti della moglie marocchina, che picchiava perché si rifiutava di indossare il niqab. L'islamico è stato rimpatriato dalla frontiera aerea di Bologna per Casablanca. Si tratta del primo allontanamento nel 2020 di un soggetto ritenuto pericoloso per la sicurezza dello Stato. Salgono a 462 gli allontanamenti dal 2015 ad oggi.